Il sottofondo delle note del pianoforte di Giulia Vazzoler e delle risate dei bambini impegnati nei loro giochi, ma a Santa Maria del Rovere la mobilitazione pro alberi non accenna a placarsi. Dopo le precedenti proteste, il sindaco Mario Conte ha assicurato che i filari lungo via 55° Reggimento Fanteria e via Radaelli non verranno abbattuti, come prospettato nel piano avviato dalla precedente amministrazione comunale, e per la posa delle fognature si ricorrerà invece a tecniche meno invasive. A preoccupare i residenti del comitato SOS Belfiore però è anche il progetto di rifacimento dell'omonima piazza. Inserita nel più ampio programma del bando periferie, la riqualificazione prevede di creare un'area unica tra la piazza e il vicino parco giochi. Per gli abitanti della zona, tuttavia, questo comporterebbe una riduzione degli spazi verdi complessivi con il sacrificio di numerosi alberi. La presidente del gruppo, Marzia Armanna. Questo parco verrà completamente stravolto in base al progetto della riqualificazione del comune e vogliamo che la gente sappia l'importanza del parco e della fruibilità di questo parco, che cambierà drasticamente dopo i lavori che verranno effettuati se non verrà cambiato qualcosa. Il rischio è che si perde intanto un parco giochi, perché facendo un unico luogo diventa una piazza, non ci sarà più piazza e parco giochi, e si perde appunto la fruibilità che ha adesso il parco giochi, soprattutto per i bambini, che è limitato e anche sicuro, facendo un unico luogo, chiaramente non più recintato, chiaramente e anche ridotto di volume verde soprattutto, si perde completamente il ruolo del parco giochi, secondo noi, cioè diventa una piazza, ecco. La raccolta avviata da SOS Belfiore ha già raggiunto le 4.500 firme tra cartaceo e online. Giovedì sera gli aderenti hanno promosso una manifestazione proprio all'interno del giardino pubblico. La piazza e il parchetto sono anche un luogo di aggregazione sociale per il quartiere, ribadiscono. Secondo i residenti, ad esempio, il nuovo progetto metterebbe anche a rischio lo svolgimento del mercato settimanale degli agricoltori. Quello che ci preme ora in realtà è far sì che questa area verde non venga ridotta, quindi che la superficie permeabile, la superficie a verde pubblico non venga ridotta in un 20-30%, e allo stesso modo che la piazza mantenga la sua centralità e quindi che continui a essere piazza mercatoria. In genere la piazza sì è un luogo di aggregazione della comunità, che non ha bisogno per essere riqualificata di essere stravolta, per cui potrebbero sì, certo, migliorare l'illuminazione, aumentare la superficie verde, piantare qualche albero, usare una pietra naturale sulla piazza già come ora esistente. Per cui il quartiere ha queste case che sono anni 50, anni 60, non richiede una riqualificazione o rigenerazione eccessiva rispetto a quello che il contesto manifesta, per cui basterebbe molto meno per rendere fruibile il luogo con una pietra e molto più piacevole. Il progetto di riqualificazione di Piazza Martiri Belfiore è ormai esecutivo, ma i manifestanti puntano ad ottenere comunque delle modifiche. La mobilitazione per salvare gli alberi va avanti.